Auto contro pullman, schianto in zona industriale a Feltre, muore un 39enne maestro di sci di San Martino di Castrozza, salvo per miracolo il figlio di 2 anni che si trovava sul seggiolino posteriore. Scende dal camion e viene travolto da un muletto in transito, tragedia sul lavoro nel milanese, a perdere la vita un 61enne di Campodazzo, Sandro Pellizzaro. Madonna della Salute in Basilica, Venezia, la messa con i fedeli da tutto il Veneto, l'appello del patriarca Moraglia per la liberazione di Alberto Trentini. C'era una vita in pericolo, non ci abbiamo pensato 2 volte, il racconto di Giuseppe Potenza ed Elton Zeffi, i 2 che hanno salvato l'anziano finito con l'auto nel canale a Battaglia Terme. Cucciolo di Capriolo cade nel Brenta a San Lazzaro di Bassano nel Grappa, l'animale è soccorso e salvato dal papà e la figlia. Chiese sempre più cardioprotette a Treviso, inaugurato un defibrillatore in Duomo, presto un altro sarà installato a San Nicolò. Con un gratta e vinci da 20 euro si porta a casa 2 milioni, la fortuna tocca a un bar di Castelfranco, il racconto del titolare. Buonasera, bentrovati e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. La notizia di punta di questo telegiornale si apre con un fatto che è accaduto poche ore fa a Feltre, uno schianto mortale in auto, a perdere la vita un maestro di sci 39enne, la ricostruzione di Tiziana Bolognani. È successo tutto attorno alle 14:30 in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Feltre. Per cause da accertare, ma probabilmente riconducibili ad una invasione di carreggiata, una Golf si è scontrata con un pullman della Garbin che rientrava in deposito senza passeggeri a bordo. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato la morte del conducente dell'auto, Luca Bonat, 39 anni, maestro di sci originario di Primiero di San Martino di Castrozza. Per lui non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco di Feltre hanno lavorato a lungo con le cesoie per estrarre il suo corpo dall'auto praticamente distrutta. Miracolosamente illeso il bambino di 2 anni che era sul seggiolino posteriore e che è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario dell'ospedale di Feltre. Illeso anche il conducente del pullman. La polizia locale di Feltre ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente accaduto in un tratto abbastanza rettilineo. La Golf, guidata da Luca Bonat, viaggiava in direzione Feltre. Il pullman sopraggiungeva dalla carreggiata opposta e non risulterebbero velocità elevate. Luca Bonat era iscritto al Collegio dei Maestri di Sci del Trentino. Da poco aveva iniziato a lavorare come allenatore per lo Sci Club di Croce Daune di Sovramonte, dopo esperienze allo Sci Club Trevigiano di Cornuda. Dobbiamo testimoniarvi un'altra, l'ennesima tragedia sul lavoro accaduta questa volta nel milanese, vittima un 61enne del Padovano. È bastato un istante, uno di quelli che cambiano tutto. Sandro Pellizzaro, autotrasportatore padovano di 61 anni, aveva appena parcheggiato il suo camion nel piazzale dell'azienda MPS di via Enrico Fermi a Gessate, in provincia di Milano. Un gesto di routine, come ogni giorno di lavoro. Mentre scendeva dal mezzo, però, un muletto in manovra lo ha colpito. Un impatto improvviso, devastante, che non gli ha lasciato scampo. Si tratta dell'ennesima morte sul lavoro. L'allarme è scattato poco dopo le 11:30. Dipendenti e operai, resisi conto dell'accaduto, hanno chiamato immediatamente il 112. Sul posto sono arrivati ambulanza, automedica, polizia locale e carabinieri. I soccorritori hanno tentato tutto il possibile, ma per Sandro non c'era già più nulla da fare. È morto lì, nel luogo dove stava lavorando. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del muletto, ancora sotto shock al momento dei controlli, avrebbe dichiarato di non aver visto l'autotrasportatore scendere dal camion. Una dinamica su cui ora sono in corso accertamenti per chiarire ogni dettaglio. Sandro era arrivato dalla provincia di Padova quella mattina. Viveva a Campodarsego, ma era originario di Cadoneghe. Come autotrasportatore trascorreva la giornata su strada, mentre le sue passioni lo aspettavano a casa, i suoi amati cani, soprattutto i bulldog francesi, di cui andava orgoglioso e che spesso mostrava sui social. Mentre questa mattina si è tenuta la messa per la Madonna della Salute, l'appello del patriarca Moraglia a liberare Alberto Trentini. In una festa della Madonna della Salute sferzata da un vento gelido e dalla pioggia, ma con la città salvata dall'acqua alta grazie al sollevamento del Mose, nella messa pontificale, cuore della festa, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha rivolto un pensiero al cooperatore veneziano da oltre un anno prigioniero in Venezuela, esprimendo vicinanza ai genitori di Alberto Trentini, citandoli per nome.
Il patriarca, all'inizio dell'omelia, ha ricordato anche il sindaco Brugnaro, assente per il lutto della scomparsa della mamma e rappresentato in basilica dall'assessore Venturini, con le maggiori autorità cittadine, civili e militari. Voglio ricordare una persona che è privata della libertà da più di un anno, Alberto Trentini. Privato della libertà in un paese lontano, del confermare la mia e penso la vostra vicinanza ai familiari, agli amici, ma in particolare a mamma Armanda e a papà Ezio. Ci affidiamo nella preghiera alla sollecitudine materna della Madonna della Salute, la Madonna dei Veneziani. Prenda cura di questo veneziano che vogliamo presto ritorni in mezzo a noi. Un altro passaggio chiave della riflessione di Monsignor Moraglia donata alla città è stata sull'importanza delle relazioni umane. Quello che spesso manca ai discepoli, al modo di relazionarsi alle persone, alle situazioni, ai beni, è la mancanza di libertà, è il non appartenere abbastanza al Signore. Ma qual è il motivo? Perché siamo così fragili? La mancanza di umiltà, la sola che oltre a indicarci la verità ci consegna e ci fa spazio nel nostro cuore a Dio. Così da Venezia noi riprendiamo con la cronaca, andiamo a Padova, ancora furti in centro città. Fa rabbia, sì, perché toccano dappertutto, entrano dove tu vivi e quindi sì, ti fa un po' di rabbia e poi ti senti sicuro perché sei in un posto insomma sotto gli occhi di tutti, c'è la prefettura, c'è la questura qua vicino e quindi sì, non ci avremmo mai pensato in questi 10 anni di trovare una sorpresa così, però a quanto pare non si fermano neanche davanti a 2000 telecamere che ci sono fuori. Cerca di nascondere il dispiacere e la rabbia dietro un sorriso Luca Varotto, gestore del Dolomiti Caffè di Padova, dopo che la scorsa notte il suo bar è stato preso d'assalto dai ladri. Quando ha alzato la serranda del locale in Riviera Ponti Romani, a pochi passi dalla prefettura, l'amara scoperta. Quando sono entrato ho visto subito che c'era un po' di confusione, all'inizio non ho realizzato subito perché sembrava fosse caduto qualcosa, ma ho pensato che fosse stato un danno da magari un'infiltrazione o qualcosa così, perché non avrei mai immaginato che quello che mi aspettava. Poi però appena ho girato l'angolo c'era un disastro per terra, carte dappertutto, cibo per terra, bottiglie rotte, quindi avevo capito che era entrato qualcuno dal controsoffitto, quindi a quel punto sono uscito, ho richiuso perché avevo paura fossero ancora dentro, perché mi sembrava impossibile fossero anche riusciti da lì. E ho chiamato subito il 113, sono arrivati subito. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine per cercare di risalire ai malviventi che con tutta probabilità avevano studiato le frazioni a tavolino. Oltre il danno anche la beffa, perché i ladri, dopo aver messo a soqquadro il bar, avrebbero anche fatto uno spuntino, lasciando la sporcizia e il caos dietro di sé. Luca, assieme a mamma Carmine e alle dipendenti, non si sono però persi d'animo e si sono subito rimboccati le maniche. Abbiamo voluto, grazie alle ragazze e a mia mamma, abbiamo sistemato il più velocemente possibile e volevamo aprire subito per dare un po' l'immagine che non ci fermiamo, insomma, o almeno ci proviamo. Mentre adesso a Chiarano, nel Trevigiano, un altro bar preso di mira, questa volta da una ladra di Gratta e Vinci. Delusa, arrabbiata e poco fiduciosa per il futuro che ci spetta, perché sono cose che capitano, sono sempre capitate a chiunque, ma se dai del bene e ricevi del male forse ti pesa un po' più.
nel cuore. 1.000 euro nell'arco di 3 giorni. Tanto è riuscita a rubare una 52enne nell'osteria da Silvia a Chiarano. Mai si sarebbe sospettato di lei, cliente abituale legata anche a madre e figlia che gestiscono il locale. Il primo sospetto a luglio, quando viene assunta una ragazza per il periodo estivo per permettere alle due titolari di andare in ferie. La signora, forse approfittando dell'inesperienza della ragazza, ha cominciato a far sparire i gratta e vinci da dietro il bancone. È proprio da luglio, infatti, che i conti a fine mese hanno cominciato a non tornare più. All'ultimo sospetto, dove ero certa che fosse stata lei, e della mancanza di 2 pacchi interi da 5 euro più mezzo, quindi parliamo di 700 euro circa di gratta e vinci, e decido di escogitare, chiamiamola un piano. Stanca di subire questi furti, la titolare 26enne decide dunque di smascherare la cliente facendosi aiutare anche da altri clienti fidati. Metto una telecamera, do la possibilità alla signora di trovarsi da sola nel locale e in diretta vedo lei che si aggira dietro il banco e si porta via un pacco intero di 20 per del valore di 300 euro. Aurora ha approfittato della sua assenza temporanea, qualche minuto di strada a piedi, per andare a prendere il figlio all'asilo per guardare cosa facesse la cliente dal telefonino. A colpo sicuro la 52enne si è infilata dietro al bancone e si è intascata un pacchetto di gratta e vinci andandosene in fretta dal bar. La titolare aveva però avvisato gli esercenti della zona, avvisandoli che presto sarebbe andata a riscuotere i soldi delle vincite dei gratta e vinci rubati, e così è stato. La donna è stata denunciata. Nel Vicentino adesso torniamo a parlare di PFAS. È una situazione molto delicata e che probabilmente doveva essere gestita con maggiore trasparenza. Più trasparenza sull'inquinamento ambientale derivato dai PFAS, a chiederlo sempre più insistentemente ai cittadini della provincia di Vicenza, epicentro del grave problema ambientale generato dai composti chimici dell'azienda Mitiene di Trissino, condannata in primo grado il giugno scorso. La necessità di informare senza fare inutili allarmismi è diventato un imperativo delle mamme No FAS, che hanno portato la loro esperienza alla COP30 in Brasile. Sul palco internazionale della conferenza sul cambiamento climatico, Michela Piccoli, la storica portavoce della rete Zero FAS. A minacciare però i vicentini non solo quelli della famigerata zona rossa ad ovest di Berici, a preoccupare i cittadini anche gli inquinanti presenti nei terreni di lavorazione della Pedemontana, dove i composti derivati dal fluoro venivano impiegati per accelerare il consolidamento del calcestruzzo. I materiali mescolati al terreno sarebbero stati stoccati in alcune cave a nord del capoluogo. I PFAS sarebbero riusciti nel tempo a intaccare le acque di falda, come ad esempio a Montecchio Precalcino, afferma il comitato Tuteliamo la Salute. Ancora il 19 maggio 2025 ARPAV scriveva all'amministrazione di Montecchio per informarla che nel territorio comunale di Montecchio c'era la presenza di PFAS 24 volte il limite consentito. Un dato preoccupante che non sarebbe stato diffuso pubblicamente, secondo il comitato, che denuncia un'altra presunta omissione. Secondo una relazione di ARPAV del 12 di novembre, i metri cubi di materiale estratto dal tunnel di Malo non sarebbero 3 ma sarebbero 5. Noi abbiamo chiesto direttamente ad ARPAV di sapere dove questo materiale è finito. I PFAS sarebbero percolati nelle acque meteoriche di materiali di scavo, in particolare quelli conferiti nella cava Brugiana di proprietà di Silva SRL, protagonista di un progetto di ampliamento. Un progetto che vuole portare rifiuti pericolosi, anche sanitari, uno stoccaggio di rifiuti pericolosi tra Villaverla e Montecchio Precalcino. Chiediamo che dopo una contaminazione così importante già nel nostro territorio, la provincia di Vicenza, che è chiamata ad esprimersi sul progetto di Silva, si esprima negativamente per tutelare per quanto possibile il nostro territorio. E al comitato risponde il sindaco Fabrizio Parisotto. Non c'è assolutamente nessuna volontà di tenere nascosto nulla, anzi ci stiamo muovendo compatti con gli enti come ARPAV e gli altri comuni coinvolti, anzi l'intenzione di questa amministrazione di procedere in tal senso. Abbiamo ricevuto verso fine primavera una comunicazione, una segnalazione da parte di ARPAV in cui ci venivano appunto comunicati e segnalata la presenza di PFAS in terre rocce da scavo, verosimilmente provenienti dalla SPV Pedemontana Veneta. Ci siamo immediatamente messi in movimento
ci siamo subito confrontati sia con ARPAV che con Viacqua per avere contezza della salubrità della nostra rete idrica, e abbiamo immediatamente condiviso con l'ente preposto al controllo ambientale la necessità di chiedere alle ditte proprietarie dei siti delle indagini di caratterizzazione. Mentre per il progetto Silva, la Commissione VIA sta valutando questo progetto anche sulla base delle osservazioni presentate e delle risposte fornite dall'azienda, la Commissione VIA provinciale, e su cui si esprimerà sicuramente nel mese prossimo. Quando l'azienda ha acquistato l'attività delle lavorazioni delle sabbie dalla procedura fallimentare, era già stato studiato il progetto per la messa in sicurezza, quindi se ne è fatto carico in questo senso. Hanno salvato un anziano caduto nel canale con la sua auto. Abbiamo ascoltato la voce dei due signori. Non mi sento un eroe, è una persona qualunque che passava per caso, ho visto una persona in difficoltà e ho ritenuto prioritario salvarla, tutto qua. La prima cosa che mi viene in mente è bene per il signor Giuseppe, è importante che lui sia salvo, e poi chiaramente che sia andato bene per tutti quanti. Non mi sento un eroe, a dirti la verità, mi sento una persona normale e così vorrei che fanno tutti. Non ho pensato due volte, ho visto una persona che stava morendo là, ci siamo buttati subito, non c'era niente da pensare. Una questione di attimi. L'auto con Giuseppe, un anziano di 85 anni che affonda nel canale Battaglia, loro che di fatto insieme, senza essersi mai visti prima, si lanciano in acqua. Non si sentono eroi Giuseppe Potenza, colonnello dell'esercito non più in servizio, ed Elton Zefi, 32 anni, originario dell'Albania. Stavano passando per caso, hanno capito che c'era una vita da salvare, che la corrente del canale Battaglia stava per trascinare l'auto a fondo, e si sono lanciati. In quel momento là ho tolto i vestiti, un signore lì che era molto coraggioso, grazie a lui siamo riusciti a portarlo in salvo. Mi fa: aspetta che ti dico io quando entrare. A quel punto abbiamo visto che la macchina proprio affondava e lui mi dice: dai, buttiamoci. Si è buttato lui per prima, dopo io, dopo di lui. È stata un'operazione, chiamiamola così, coordinata in brevissimo tempo. Il mio background militare in termini di addestramento sia fisico che in termini di prendere decisioni in maniera rapida è stato, credo, determinante. Però sono attimi in cui non hai tempo di pensare cosa mi succede, cosa potrebbe succedermi. Vedi una persona in difficoltà, in una situazione del genere, poi i secondi sono veramente pochissimi, l'acqua era gelida, stava sprofondando la macchina e quindi mi sono tuffato e il ragazzo albanese mi ha seguito subito dopo e insieme siamo riusciti a tirare fuori il signor Giuseppe. Una volta a riva entrambi hanno iniziato a respirare, a sentire freddo, ma il cuore era leggero e soprattutto l'anziano stava bene, non aveva mai perso conoscenza, è stato visitato e già dimesso dall'ospedale. In serata la telefonata a Elton e Giuseppe, i suoi due angeli. La vita va avanti, ma il gesto di un attimo sperano possa servire. Io spero che questo mio gesto, con quello aiutato da Anton, serva a dimostrare qualcosa a qualcuno. La storia di un padre di una piccola bambina che salvano dalle acque del Brenta un capriolo. Nancy Galdi. Era finito nel Brenta e l'hanno tratto in salvo lanciandogli il guinzaglio del cane. È successo a San Lazzaro di Bassano del Grappa, nel parco delle antiche prese irrigue delle centrali idroelettriche, gestito dal Consorzio di Bonifica Brenta. Un cucciolo di capriolo lottava per la sua vita nelle acque del parco, quando un dipendente del consorzio, in quel momento fuori servizio, si è accorto dell'animale in gravi difficoltà. Gli ha lanciato il guinzaglio del cane, il piccolo capriolo vi si è aggrappato e ha raggiunto la riva. I protagonisti del salvataggio sono Nicola Bragagnolo e la figlia, residenti nelle vicinanze del parco. Il cucciolo è stato asciugato e riscaldato, poi affidato ai volontari del servizio forestale che ne hanno garantito il ritorno nel suo habitat naturale. E a Treviso in Duomo arriva un defibrillatore.
Il Vescovo ha voluto ha secondato e voluto questa iniziativa e ha condiviso subito alle richieste e ha messo a disposizione questo spazio perché ha riconosciuto la validità di questo strumento ormai necessario dove si raduna un certo numero di persone considerevoli, anche adulte. Una data scelta non a caso, quella del 21 novembre, per inaugurare il defibrillatore nel Duomo di Treviso. Nel giorno della festività della Madonna della Salute, mettere un dispositivo salvavita all'interno della cattedrale è un segno di cura e sensibilità. Un grazie sincero per questa attività e questa iniziativa che io ritengo non solo valida, ma che aiuta una comunità che viene a pregare per ovviamente la propria anima, lo dico sempre, e che se serve viene curato il cuore, che è un'altra cosa importante dell'individuo, della persona. L'ULSS 2 si rende anche disponibile a fare dei corsi per consentire a chiunque di imparare ad usare il macchinario. Noi ci mettiamo a disposizione della diocesi per tutti coloro che ovviamente vorranno fare il corso, lo faremo ben volentieri perché questo è un minimo servizio che possiamo dare alla nostra comunità, ovviamente ai nostri cittadini. Il defibrillatore del Duomo è stato donato da Croce Azzurra, mentre quello di San Nicolò sarà a cura di Classe Allestimenti. Siamo dei volontari che facciamo urgenza e emergenza nei fine settimana e durante la settimana. Purtroppo vediamo tantissimi casi e con l'uso del defibrillatore riesce a salvare una vita, assolutamente. Lo possono usare tutti, ci sono anche dei corsi chiaramente che vengono fatti, però anche senza corso si possono usare, anche perché in casi estremi, quando succede qualcosa ovviamente avendo il defibrillatore, dopo si chiama 118 e il 118 gli operatori ci guidano passo passo su quello che dobbiamo fare, dunque è semplicissimo. Anche se può sembrare una novità, in realtà i defibrillatori erano già entrati nelle chiese trevigiane, in particolare a Castelfranco, dove sono stati installati già da qualche mese. E proprio a Castelfranco andiamo perché sono stati vinti 2 milioni di euro. Questo è quello che l'ho vinto. Sì, quello che hanno vinto. È stato staccato da questo pacchetto il gratta e vinci da 2 milioni di euro segnalato da questa mattina nel sito dell'Agenzia dei Monopoli di Stato. Una sorpresa anche per Mark Wang, il titolare del bar Sveglia davanti alla stazione dei treni di Castelfranco. Anche io sono andato nel sito e praticamente lì c'era la vincita, diciamo, 20 euro il maxi miliardario, quello che diciamo da me qua vendo di più, non mi è mai capitato, cioè comunque i 10.000 e i 1.500 diciamo che li vincono spesso, però una cifra così mai. Che il bar sia tra quelli considerati fortunati lo dimostra il tagliando staccato poco prima del nostro arrivo, 500 euro con un gratta e vinci da 5 euro. Ma non vediamo nessun gatto portafortuna tipici proprio della cultura cinese, come mai? Diciamo che quelle cose sinceramente a me non interessa tanto e penso magari sono io quello che porto veramente fortuna al posto del gatto. Chi è che viene qui di solito a giocare a gratta e vinci? Un po' di tutti, sia lavoratori che anche tanti di passaggio, hai capito? Quindi non abbiamo proprio idea di chi fosse. Ma scegli tu o scelgono loro la schedina? Guarda, tante volte li lascio scegliere. Quindi quello che ha vinto i 2 milioni di euro se l'ha scelto lui, insomma? Quello non posso dire, veramente non so, perché tanti, come ho detto, prendono anche i pacchi interi. C'è chi è arrivato a comprare 600 euro di gratta e vinci in un colpo solo aspettando un treno e chi invece non passa giorno che non tenti la fortuna grattando un foglietto da 20 euro. E Mark spera che sia uno di questi ultimi il vincitore. Tu dici insomma che speriamo che questi soldi vadano a uno che ha bisogno? Sì, quello sicuro, come tutti, no? Se uno ha già tanti soldi è inutile che vada là, capito? Quello è il discorso. Ma cosa vuoi dire a quello che ha vinto? Spero che ritorni e almeno, non so, beviamo un caffè insieme, tutto qua, nient'altro. Ma di una cosa anche Mark è certo. E se ne avessi vinti tu questi 2 milioni di euro, cosa faresti? Avrei già chiuso, venduto tutto. Non sarei neanche qua a fare questa intervista. E con questo si chiude l'edizione regionale del nostro telegiornale, l'edizione di Venezia tra pochissimo, le previsioni del tempo invece dopo la sigla. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.